La siccità non è più un episodio isolato, ma fenomeno diffuso anche in montagna. Può sembrare un paradosso e non lo è se si considerano non solo la riduzione progressiva delle piogge, ma anche l'aumento delle temperature, condizioni che soprattutto dallo scorso anno si sono manifestate anche in provincia di Belluno con conseguenze note a tutti. Dovessimo di nuovo avere un'estate, una primavera così siccitosa, il rischio di andare in crisi è veramente elevato e per evitare che ciò accada dobbiamo cominciare tutti veramente a ragionare sul bene acqua, sul suo non sprecare quindi l'acqua ed evitare le perdite il più possibile, ma capire anche come fare a contenerla. Come disporre in futuro della risorsa acqua, come affrontare anche finanziariamente il problema. Il tema è stato al centro dell'incontro promosso dalla provincia con il Consiglio di Bacino a cui hanno partecipato il distretto Alpi Orientali, la Regione, l'ULSS Dolomiti e BIM GSP. L'urgenza delle tematiche affrontate deriva dalla decisione del Consiglio dei Ministri che ha prorogato per tutto il 2023 lo stato di emergenza siccità in 9 regioni, tra cui il Veneto. In un territorio importante dal punto di vista turistico che d'estate cresce moltissimo anche come presenze, il pericolo di restare con gli acquedotti asciutti è concreto e questo è un danno di immagine che non possiamo assolutamente permetterci, soprattutto anche in prospettiva Olimpiadi. La situazione oggi appare sotto controllo ma bisognosa di particolari attenzioni. BIM GSP si sta muovendo sul fronte dell'adeguamento delle infrastrutture, Valbelluna, Cortina, Pieve di Cadore a Gordino, le zone nelle quali si interverrà per la riduzione delle perdite negli acquedotti del 35%. La provincia ha proposto di individuare preventivamente sorgenti sussidiarie da attivare in caso di necessità. L'ULSS ha confermato il proprio appoggio per la condivisione di azioni preventive. La Regione ha chiesto di selezionare gli interventi prioritari su cui cercare i finanziamenti necessari. La gestione complessiva dell'emergenza idrica dovrà passare anche da un piano di comunicazione organico ai cittadini. Non è pensabile che un comune abbia un'ordinanza di contenimento dei consumi e il comune a fianco no. Bisogna che ci sia una maggior sinergia e tra l'altro anche qui interventi negli acquedotti che permettano magari di compensare un acquedotto che è vuoto con altri che sono magari in condizioni migliori. Insomma c'è tantissimo da fare ed è il motivo per il quale i cittadini devono comprendere, purtroppo non è semplice, che l'acqua non è un bene illimitato e in natura arriva sempre.